Il titolo Le radici di un suono, e nel doppio significato che noi vogliamo attribuire al termine radici facciamo riferimento anche alla materia prima, insomma alla canna, che è l'elemento essenziale proprio per la realizzazione dello strumento. È un elemento tipico, lo sapete, della nostra flora, però evidentemente necessita anche di un'adeguata tutela. Noi queste riflessioni però le affidiamo al naturalista, a Francesco Magia, che inviterei qui per parlarci appunto di questi aspetti. Prego, Francesco. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio tanto l'Associazione Sardegna, in particolare Gianfranco, per l'invito e naturalmente tutti voi per la grande partecipazione. Io oggi mi occupo in realtà di agricoltura, sono un agricoltore insieme a mia moglie in Marmilla, però ho una formazione da naturalista e ho avuto dei seppur brevi trascorsi nella vita accademica, nel mondo della ricerca scientifica. Per questo motivo, e ora scoprirete perché, non mi sento un pesce fuor d'acqua qui con voi, anzi mi sento piuttosto a casa, perché mi sono occupato, appunto in questa parentesi di vita accademica, di un gruppo di piante a noi care. A voi, insomma, per ovvi motivi, si tratta delle canne, quindi si capisce il motivo. Per quanto mi riguarda, a me molto care, perché da buon marmillese ho sempre avuto confidenza con un gruppo di piante e in particolare una popolazione di canne che i miei compaesani, le comunità dei paesi vicini conoscevano molto bene, ma di cui nel mondo scientifico non si sentiva parlare quasi nulla, ovvero questa grande differenza tra canna femmina e canna maschio, in alcuni paesi canne sedori. Dunque, io ho la moglie che realmente fa scorrere le slides. Grandi differenze nel mondo scientifico fino a poco tempo fa non se ne conoscevano, e questo è uno dei casi emblematici, secondo me, in cui, come potete leggere, la cultura popolare di un luogo precede la ricerca scientifica, le conoscenze della comunità scientifica. Già Primo il Vecchio, come anche Dioscoride, descrissero diverse specie di canne, ma non era ancora arrivato il metodo scientifico e il sistema binomio di Linneo. Però già Manca dell'Arca, un agronomo sassarese di fine Settecento, citando le specie di canne che vivevano in Sardegna, sì, sapeva che c'era una certa canna vemmia molto diffusa in Sardegna e poi invece una cannuccia che viveva nelle paludi, sottile e poco utilizzata. Però questa famosa canna mascu, che in altri paesi d'Italia, canna maschia naturalmente in italiano, era conosciuta, in Sardegna lui non l'aveva trovata. Questa lacuna nelle conoscenze proseguì fino addirittura a oltre gli anni 2000, tanto che lo status quo delle canne in Sardegna era questo. I miei compaesani in gran parte della Sardegna centro-meridionale si faceva una bella differenza tra canna femmina e canna maschio, oltre alla cannuccia di palude, quindi canisoi o altri termini in sardo, appunto per la cannuccia di palude. Il mondo scientifico segnalava per la Sardegna la Rhododonax, quindi la canna domestica, e poi la cannuccia di palude, nessun'altra specie. Qui per ridere ho inserito una copertina di Grazia Deledda, Cane al vento, dove viene raffigurato il bambù, quindi insomma la ricerca scientifica poi evidentemente ha avuto dei riflessi anche nel nostro sviluppo popolare. Eccola qui, la cannuccia di palude che popola i nostri pantani, i nostri acquitrini, utilizzata per tante cose in ambito tradizionale, insomma non è però una specie di nostro interesse in questa serata. La canna femmina Rhododonax è la specie più diffusa che tutti conosciamo, grandissimo interesse dal punto di vista dell'edilizia, in agricoltura, nell'artigianato. Da poco si è scoperto che tra l'altro è una specie in realtà esotica, arrivata nel Mediterraneo
nel Neolitico, in periodo preistorico, assieme a tante altre specie vegetali, ma anche animali, che la cultura neolitica da est verso ovest, dal subcontinente indiano verso ovest e quindi fino al Mediterraneo, hanno portato anche in Sardegna. In Sardegna, insieme alla canna, nello stesso periodo, nel Neolitico, sono arrivati i cervi, che oggi chiamiamo cervo sardo, il cinghiale, il muflone, ma molte altre specie vegetali. E poi mi ritrovavo di fronte a questa bestiaccia, eccola lì, che da noi appunto è canna masco, una pianta molto diversa rispetto alla Rhododendron, per nulla stolonifera, quindi i singoli individui si riconoscono l'uno dall'altro, mentre la Rhododendron forma delle colonie estese anche centinaia di metri, senza che uno possa riconoscere qual è un individuo e qual è l'altro. Grandissime differenze morfologiche nel tipo di canna, nello spessore, nella sclerotizzazione dei tessuti, nell'apparato radicale, nella distanza tra i nodi, tantissime differenze che poi magari rapidamente osserveremo, e poi una particolarità che nessuno fino a poco tempo fa aveva notato, ovvero sono piante fertili, mentre la nostra canna venia, Rhododendron, è sterile, lo vedremo tra poco. Punto interrogativo: che specie è? Finora, fino a poco tempo fa, nessuno aveva indagato la questione. Quindi siamo partiti, grazie all'appoggio anche del Dipartimento dell'Orto Botanico di Cagliari, in delle indagini mirate all'identificazione delle varie specie di canne presenti nel Mediterraneo. Abbiamo raccolto campioni in tutto il Mediterraneo, alcuni ce li siamo fatti spedire dalla penisola iberica fino a Israele, li abbiamo confrontate, abbiamo anche girato un po' per alcune nazioni del Mediterraneo occidentale, trovando canna masco anche in altri stati e segnalandole per la prima volta, in questo caso nella penisola iberica. È sempre lei. Puoi procedere? Eccola qui. I risultati sono stati interessantissimi, perché per la prima volta abbiamo segnalato una nuova specie di canna per l'Italia, che non è altro che quella specie che invece i sardi conoscevano già da tanti secoli, se non da millenni, ovvero canna masco. Come vedete, Rhododendron, la più comune, sterile. I fiori non producono semi se non nelle popolazioni di origine, ovvero quelle indiane. Canna masco fertile, produce semi fertili. E alla fine si è scoperto che questa specie negletta, che nessuno ha mai considerato finora, occupa tutto il Mediterraneo, da il Libano a Israele, Creta, Cipro, la Grecia, la Sardegna, la penisola iberica, le coste meridionali del Mediterraneo. Siamo nel 2013, è la prima volta che la specie viene considerata nel Mediterraneo occidentale. Quindi, dopo questa ricerca che è durata circa due anni, il numero di specie in Sardegna è raddoppiato. Non abbiamo solo la Rhododendron e la Phragmites, cioè la cannuccia, ma abbiamo la nostra bellissima canna masco, che è una specie autoctona, al contrario della Rhododendron, utilissima ma comunque introdotta seppur in tempi preistorici, e poi una nuova specie per la Sardegna, Rundo Collina, e una sola stazione nel Cagliaritano, per ora di nessun interesse antropologico o artigianale. Ed ecco la distribuzione delle due protagoniste. Rhododendron, esotica ma occupa quasi tutta la superficie della Sardegna, arriva fino ai versanti del Genne Argento, soprattutto nelle parti meglio esposte al meridione, colonizza con rapidità tutte le vallate fluviali, tutti gli alvei, e inoltre l'uomo ha fatto anche la sua parte introducendola dove più serviva. E invece Arundo micranta, ovvero Saganna masco, con canne seggiori, è strettamente limitata ai bacini del Riomano e della piana del Campidano, la Bassa Marmilla, e poi, molto interessante, diffusa puntualmente nel Sulcis, nel Golfo di Oristano, nelle coste a sud di Bosa e in qualche caso nel Cagliaritano. Io ora chiedo a voi, perché non lo so, se questa distribuzione, almeno in parte,
corrisponde anche alla distribuzione delle scuole principali di suonatori della Mendes, perché il dubbio che ci è venuto è che in alcuni casi queste specie siano state introdotte da qualche costruttore. Per esempio nel Sulcis non dovrebbe esserci da un punto di vista geobotanico, e invece nella zona di Parignano e nel Basso Sulcis qualcosa c'è. Il Salabus manca completamente. Il Salabus manca completamente, però è una specie calcifila, ama i calcari, quindi è probabilmente per questo motivo che anche se introdotta non si è adeguatamente avventiziata. Canadini e cannamasco nel loro habitat principale, le due specie occupano ambienti molto diversi. Arundodonax si butta direttamente quasi a contatto con l'acqua, anche se poi può vivere distante anche diversi chilometri, sviluppando in maniera molto particolare. So che i suonatori ricercano le piante lontane dall'acqua per alcuni utilizzi particolari. Cannamasco sta negli alti terrazzi alluvionali, ha un comportamento molto più selvatico, è molto più rara e anche a maggior rischio di diminuzione, non dico di estinzione, però è in forte rarefazione. Sempre lei, in questo caso questa è Pischina appiu, dal Golfo di Stano verso Santa Caterina dei Pitinuri, nel suo habitat naturale. La specie Cannamascus si comporta proprio da terra selvatica, mentre Arundodonax si vede, colonizza ovunque, qualsiasi ambiente, è una specie a carattere invasivo, tra l'altro considerata invasiva in tutto il mondo. Minacce e possibili forme di tutela. Probabilmente nel Dipartimento di Botanica in questo caso mi vincerebbero, perché nessuno si sta occupando di tutela e protezione delle varie specie di cani in Sardegna. Io credo che invece una materia prima e delle specie così importanti meritino un'attenzione particolare. Il primo modo, secondo me, per gestire correttamente una materia prima come questa sarebbe la valorizzazione e l'incoraggiamento dell'utilizzo delle canne a livello tradizionale. Di nuovo nell'edilizia, e per fortuna qualcosa si sta muovendo, mi viene in mente l'associazione Città della Terra Cruda, di nuovo in agricoltura, di nuovo nell'artigianato, e ovviamente stiamo qui a parlare di La Mendes, naturalmente nell'artigianato musicale. La buona gestione del cannetto naturalmente non corrisponde alla tutela della specie. Io non sto parlando di individuare dei punti dove tutelare la specie e conservarla. Le canne ci sono già. Il problema è che non ci sono più cannetti ben gestiti, perché prima ognuno aveva il suo cannetto, molti se lo impiantavano, tanto che nei condaghi alcuni cannavarius potrebbero non essere impianti di canapa, ma impianti di canne, perché le canne erano molto più importanti della fibra tessile della canapa, visto che avevamo il lino, che avevamo la lana, mentre le canne servivano per qualsiasi cosa. Il nostro problema è che non abbiamo cannetti ben gestiti, perché ora i cannetti si rinvengono in uno stato di degrado in mezzo alla cattiva gestione, oppure vengono distrutti dalle grandi arature o dagli incendi incontrollati, non gli incendi che servivano per ringiovanire i cannetti. Altre possibili forme di tutela, naturalmente i suonatori, come ho detto, hanno un ruolo fondamentale. Si potrebbe effettivamente individuare qualche località e collaborare con le amministrazioni locali per tutelare perlomeno Sagannamascu, che è la specie a maggior rischio. Il rio da Mannu, dalla Splassas fino a Samassi, contiene la più grande popolazione, la più interessante popolazione di Arundo micranta. Nessuno se ne sta curando, eppure è una specie che non solo dal punto di vista della biodiversità, ma anche dal punto di vista del paesaggio rurale è assolutamente caratterizzante. Credo che molti costruttori di La Mendes, tra l'altro, si rechino lungo l'alveo del Rio Mannu a recuperare la materia prima, immagino. E inoltre può essere, per quanto mi riguarda, un'ottima opportunità per tutelare non solo la canna in sé, ma tutto quello che la canna rappresenta, quindi l'ecosistema fluviale, piuttosto che il paesaggio rurale caratterizzato dalla gestione del territorio da parte degli stakeholders, quindi da chi lavora in campagna. Prego. No, scusate, no, no, abbiate pazienza. Ho detto prego, ma non volevo togliere.
che se abbiamo adesso un dibattito delle domande poi veramente rischiamo di andare lunghi. Vi chiedo scusa anche per la mia rudezza, insomma, anzi ti inviterei. Grazie a tutti. Grazie.